prego dopo, se no voluto accompagnare Zorzenone e Luciano. Sono chimico e ho notato una cosa: tutto il vostro discorso parte dall'analisi fatte dall'altro e si basano su dei numeri, cioè sono i numeri che fanno parte di tutto quanto. Ma la legge dice che quei numeri devono essere garantiti almeno al 95% per essere veri e per rappresentare le matrici che sono state realizzate. Per ottenere questa garanzia bisogna seguire una certa prassi. Bisogna seguire una certa prassi che si chiama sistema qualità e che è imposta da una norma internazionale che è la 17.025. E che il passo successivo poi è il cosiddetto accreditamento dei lavoratori. Una volta che ha applicato questo cosiddetto sistema qualità, il laboratorio deve rivolgersi a un ente riconosciuto dallo Stato che garantisca che il suo modo di operare è giusto. Alla fine i risultati devono essere espressi con ricertezza. Ricertezza non è nient'altro che l'errore commesso nell'analisi calcolato secondo certe norme internazionali. Sicché un risultato espresso senza incertezza e ottenuto senza seguire quel cosiddetto sistema qualità rende l'indagine nulla. Quindi quei risultati che ho visto prima, tutta quella serie di numeri senza relativa incertezza, non possono essere accettati, devono essere annullati. Per cui tutta l'indagine fatta finora dall'ARPA deve essere rivista e ripresa da capo. L'ultima volta che ho parlato con Salvani mi ha detto che l'accreditamento presso l'ARPA di Udine è in atto, ma solo per le acque potabili. Per quanto riguarda poi le prove sulle scorie, sull'identizzazione delle scorie ABS, di solito, visto che la variabilità dell'analisi a questi livelli, parliamo di quantità minime, è stata fatta su un unico campione, neanche su campioni ripetuti, quindi dando un valore medio. Ora, tanto per citare, per rendere chiara la grandezza, se io prendo un cubo di acqua di 10 cm di lato, ho 1 chilo. 1 grammo è la millesima parte, quindi un cubo da 1 centimetro di lato. 1 milligrammo è ancora la millesima parte, quindi un quadrato di 0,1 centimetro quadrato. 1 microgrammo è ancora la millesima parte di quello, sicché man mano che diminuisce la misura aumenta l'errore della determinazione. Sicché se io non indico l'errore fatto, non potrò mai stabilire che quel numero è un numero garantito. Il valore deve essere un valore medio, ma 50 come valore medio fra 48 e 52 è una cosa, 50 compreso fra 40 e 60 è un'altra cosa, 50 compreso fra 10 e 90 è un'altra cosa. Questo rende indispensabile l'indicazione dell'errore commesso sull'analisi, soprattutto durante la ripetere. Grazie. Naturalmente io rispondo un attimo così per quel che mi riguarda, ma tutti non possono intervenire magari per rispondere a chi interviene. Una sola signora gli aveva dato questa carrellata anche di informazioni, perché magari appunto non tutti sanno queste cose. Io mi faccio una cosa molto veloce per quanto riguarda che è correlata al monitoraggio ambientale. Era stato fatto anche uno studio epidemiologico da parte dell'azienda sanitaria, che il dottor Acchiardi ha lavorato per 4 anni su questo progetto. È stato consegnato a fine del 2009, non è stato ancora reso pubblico perché aspettiamo il formato digitale per poterlo così divulgare. Sicuramente ci sono state delle difficoltà, la fine diciamo, nel concreto rileva che non ci sono correlazioni tra malattie, cancri e inquinamento zona industriale. Ma questo è dovuto anche a delle difficoltà, ma questo lo dice un tecnico, non può dirlo il sindaco, noi abbiamo caricato il tecnico, perché diciamo anche il bacino d'utenza della zona industriale di Cividale e i comuni limitrofi non fanno una massa abbastanza grossa per poter arrivare a determinare che ci sono incidenze tumorali derivanti da
inquinamento dell'attività industriale, e questo è stato fatto. Per ritornare al signore che è stato veramente preciso, da tecnico, sì, io faccio queste considerazioni, sono ulteriormente deluso a questo punto perché forse quei tavoli tecnici che ho fatto col direttore del Dipartimento Ambiente a Trieste, con l'ARPA stessa e con altre categorie, alla quale noi abbiamo sempre ad affidamento, nel senso che sono comunque agenzie regionali, sono le nostre agenzie di riferimento, lei mi dice che non è accreditata per dare dei dati, allora diciamo il Comune di Marco ha speso più di 15.000 euro per niente, stavano bene forse per fare altre attività. La regione, penso che allora a questo punto il direttore e tutti gli organi regionali siano dei competenti, nel senso che non ci hanno avvisato che questa era la situazione. Perché il dottor Fradi sa benissimo di cosa sta parlando. Sì, ma forse aveva un problema alla conferenza dei servizi provinciali, proprio attraverso di lui, certo. è citata. Sì. Ora volevo far presente, ho qui un progetto esecutivo approvato dalla regione in cui chiede esattamente le caratteristiche che deve avere il laboratorio per analizzare i livelli di potremofalcone. I requisiti sono la qualità secondo norme CEI e ISO, essere accreditato SINA ed esprimere l'incertezza di misura. Se poi guardiamo il piano di gestione dei rifiuti che verrà discusso fra pochi giorni in regione, anche questo fa riferimento a tutta una serie di leggi per quanto riguarda l'acqua e l'aria che ripetono esattamente queste cose. Se noi guardiamo poi il decreto del 2002 riguardante la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, anche in questo caso viene imposto l'accreditamento dei laboratori, cosa che l'ARPA non ha, e quindi l'ARPA non è idonea a fare queste cose. Quindi siamo in una situazione generalizzata in cui dobbiamo stare di civiltà, devono essere di qualità, i giudizi relativi devono essere avvenuti. Voglio dire, siamo in una situazione a questo punto in cui, essendo l'ARPA riferimento regionale, tutte le zone industriali che sono monitorate l'ARPA opera in difformità a quanto prescritto dalla regione. Allora vanno tutte annullate, anche le centraline che il sindaco Onser guarda ogni giorno per vedere se bloccare il traffico o meno. Quindi siamo nell'assurdo. Ma quando nelle conferenze di servizi provinciali e regionali, quando si parla di problemi chimici, di indagini chimiche, ci sono ingegneri, biologi, geologi, ma non ci sono chimici, è inevitabile che ci siano questi problemi. No, inevitabile è sicuro, allora si fa capire in cui siamo in una situazione molto grave, in cui non abbiamo dei riferimenti regionali, politici, non abbiamo dei riferimenti in direzione, non abbiamo anche dei riferimenti tecnici alla quale possiamo fidarci. Quindi ancora più difficile, forse mi viene da dire che è ancora più difficile per un povero sindaco trovare le soluzioni adatte per andare avanti. C'era il dottore Satoso che voleva intervenire, poi il dottor Frante.